Dai furti con scasso nel cuore della città alle aggressioni fisiche contro gli anziani indifesi nelle periferie, fino ad arrivare alle rapine a mano armata a danno dei negozianti. Il tema della sicurezza è quanto mai attuale in provincia e contribuisce ad accendere il dibattito. Lo aveva detto ai nostri microfoni la scorsa settimana Carla De Conti, la tabaccaia di San Fior, più volte vittima di rapina nel suo esercizio. Per qualcuno si è raggiunto il punto di non ritorno ed è necessario provvedere da soli alla propria sicurezza. Armandomi di qualcosa che mi possa difendere e possa aggredire in qualche maniera chi mi sta facendo del male. Basta, sono sfinita. È brutto dire che vorrei far del male a qualcuno, però non è che gli faccio del male perché mi sveglio una mattina, sono impazzita e lo aggredisco, no, perché tu mi stai facendo del male. A pensarla come lei sono in molti, ma anche tra chi non prenderebbe mai un'arma in mano, il sentimento che prevale è quello dello sconforto. No, non è bello questo vivere, si ha paura di tutto. No, non è bello. Siamo in via Roma, a Mogliano, in centro a 2 passi dalla stazione. Qui, per 350 euro, il portiere dell'albergo Floris è stato pestato con il calcio di una scacciacani da 2 rapinatori, che hanno anche esploso un colpo in aria. Per carità, ogni passo che ti fate, vedi che... Il sentire comune è quello di un senso di abbandono, di impotenza della giustizia di fronte a queste ondate di criminalità sempre più violente, anche per pochi spiccioli. Si accontentano di poco, sono violenti, mettono paura e bisogna un po' tutelarci, stare attenti, controllarci da vicini. Che siamo costretti a subire e vivere così, insomma, da chi comanda, da chi ci amministra, un po' rassegnati, ecco, perché siamo da soli. Ecco, le forze dell'ordine fanno quello che possono.